C'erano la FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, l'Unione Nazionale Pescatori con la Mosca, l'Enelcaccia Pesca e Tiro, Arci Pesca Fisa e Libera Pesca, e poi Spinning Club Italia, Esox Italia e Carp Fishing Italia. Tutta la galassia delle associazioni che raccolgono gli amanti della pesca sportiva, un esercito di amatori che in Veneto conta almeno 200.000 fedelissimi, si è raccolta al lago di Santa Croce, non lontano da Belluno, per discutere del futuro prossimo della disciplina. Tanti i temi sul tavolo, tra cui le modifiche alla tariffa per la licenza di pesca dilettantistico-sportiva. La finanziaria regionale ha aumentato il contributo a carico di ogni pescatore di 10 euro. La novità è che le risorse che una volta andavano nella fiscalità generale sia della regione che della provincia oggi vanno direttamente ad appannaggio dei pescatori sportivi, quindi la costituzione di questo tavolo blu dirigerà le risorse esattamente rispetto agli obiettivi che si danno di anno in anno. Una vera e propria tassa di scopo, insomma, i cui proventi verranno reinvestiti esclusivamente in attività a sostegno della pesca e dell'acquacoltura. È per questo motivo che il ritocco del prezzo della licenza incontra il favore delle associazioni e degli sportivi, che entreranno anche a far parte della Consulta regionale per la pesca ricreativa, organo che affiancherà già da quest'anno la Giunta nella definizione degli interventi sul territorio. Saranno gli stessi pescatori, dunque, a decidere in prima persona dove impiegare le nuove risorse. Noi siamo d'accordo perché questa parte di aumento andrà investita per la pesca. I nostri fiumi hanno bisogno di aiuto, stanno gridando perché le rive, le sponde franano, non ci sono fondi politici, cioè politici nel senso pubblici. E noi siamo del parere, avendo fatto un sondaggio tramite i nostri pescatori, che sono d'accordissimo di dare 10 euro all'anno in più, purché vengano riversati nel mondo nostro della pesca. Non ci dà nessun problema, 10 euro sono sicuramente ben spesi e noi abbiamo grande fiducia in questo miglioramento.